Buongiorno da Focus TG. Si è svolta questa mattina, poco fa, sulla piazza del Quirinale la cerimonia dell'inaugurazione del viaggio della fiamma olimpica proprio davanti al Palazzo del Quirinale. Vedete, questa è la fiaccola con i corazzieri. Ci sono stati i discorsi del Presidente Mattarella, della Presidente del CIO Coventry, del Presidente del CONI Malagò. C'erano anche per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 governatori che più degli altri l'hanno voluta, hanno voluto i Giochi Olimpici Invernali 2026, cioè Luca Zaia e Attilio Fontana. Vediamo anche le immagini dell'arrivo della fiaccola olimpica ieri sera sul Colle. Il Quirinale, vedete in queste immagini il Quirinale, il Presidente Mattarella con Giovanni Malagò e con Jasmine Paolini, tennista, che sarà la prima teodofora, perché la fiaccola partirà proprio oggi, il viaggio della fiaccola in tutta Italia, per raggiungere poi il braciere che verrà acceso e che sarà proprio il segnale dell'apertura ufficiale dei Giochi Olimpici. Questo per quanto riguarda le Olimpiadi, ma adesso veniamo alla cronaca. Rimane un giallo la morte di una donna trovata cadavere davanti alla sua abitazione nel cortile a Torri di Quartesolo. Andiamo in diretta da Luisa Bertini con l'operatore Simone Squarcina. A te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo in via Zara a Torri di Quartesolo, dove ieri è stato un continuo via vai tra polizia scientifica, agenti della squadra mobile, proprio per far luce su questa vicenda, sul ritrovamento di una donna di 49 anni che è stata trovata ferita in gravi condizioni e al momento tuttora ricoverata all'ospedale San Bortolo sull'asfalto nel cortile del condominio. Gli agenti hanno setacciato ovviamente tutta l'area condominiale e anche gli impianti di videosorveglianza privata, nella speranza che emergano anche elementi utili per poter ricostruire la vicenda, che al momento resta tutta da chiarire e per cui nessuna pista è esclusa. E proprio sull'evoluzione della vicenda sentiamo insieme il prossimo servizio e poi la linea può tornare allo studio. Il mistero non si attenua sul dramma della donna ricoverata in rianimazione. A Torre di Quartesolo resta alta l'attenzione per il caso della 49enne trovata all'alba di ieri riversa nel cortile di un condominio in una pozza di sangue con un grave trauma cranico e segni di ipotermia. È in fin di vita all'ospedale San Bortolo, dove i medici la stanno sottoponendo a manovre di rianimazione. Le circostanze sono ancora tutte da chiarire. La donna vive al secondo piano e potrebbe essere precipitata da una finestra, forse a seguito di un malore o un gesto accidentale, ma la dinamica non è affatto definita, nessuna ipotesi esclusa. La squadra mobile, con scientifica e polizia giudiziaria, ha eseguito i rilievi nel cortile e nell'appartamento, raccogliendo tracce e testimonianze. Non sono stati trovati oggetti riconducibili a un'aggressione e non risultano rumori sospetti nella notte. Il procuratore capo, Lino Giorgio Bruno, conferma la massima cautela. Non c'è ancora una notizia di reato. Potrebbe trattarsi di un incidente. L'intervento di terzi è solo teorico. È stata comunque aperta un'iscrizione a modello 45, cioè senza indagati né ipotesi di reato, per accertare cosa sia davvero accaduto. Le prossime ore saranno decisive. Gli investigatori attendono gli esiti clinici e i risultati dei rilievi scientifici per ricostruire la scena e capire se dietro quel corpo trovato all'alba ci sia un dramma domestico, un tragico incidente o altro ancora. Servizio di Ivano Tolettini e la malavita scatenata, davvero un vero e proprio assalto di banditi e rapinatori alle nostre province e ieri a Chiarano 5 banditi con il volto travisato sono entrati in una villa dove c'era un ragazzo di 19 anni, è scattato anche un inseguimento da parte dei carabinieri. L'auto dei ladri ha anche divelto il cartello stradale davanti all'asilo. Sentiamo Cristian Arboet. Coglioni di merda! Meritate di morire, facci di merda!
Sono le 10:39 del mattino in pieno centro a Chiarano e quelli che vedete sono i ladri che stanno fuggendo dalla villa della famiglia Anzanello, inseguiti dai carabinieri, minuti e secondi ad altissima tensione, anche perché in casa c'è un ragazzo di appena 19 anni. È stato lui a lanciare il primo allarme e a rifugiarsi in un posto sicuro all'interno dell'abitazione che si trova a ridosso del municipio e di fronte all'asilo, dove inevitabilmente diverse persone hanno assistito a parte della scena. Ma andiamo con ordine. I delinquenti arrivano a bordo di una Mercedes scura e si accaniscono contro il cancello della villa, usano un piede di porco e a quanto pare spruzzano dello spray al peperoncino alla volta di Sky, un cane da guardia dalla mole impressionante. Una donna che vive nel condominio vicino avverte anche il figlio del proprietario, Eric Anzanello, che sta lavorando per l'azienda di famiglia in un cantiere a Oderzo. La descrizione della vicina di casa è dettagliata e in tempo reale. 4 persone, 5 uno in macchina, e subito mi sono spaventato. Mi sono spaventato perché non sapevo se avevo dei familiari in casa. E poi ho scoperto di avere mio fratello. Pensare che potesse esserci qualcuno che poteva fargli del male era veramente la cosa che più mi assillava. Infatti mi sono accertato subito delle sue condizioni, è stato molto caparbio e coraggioso. E poi mi sono accertato anche del cane, perché per noi è un membro della famiglia, quindi che stesse bene anche lui. I malviventi restano nell'abitazione 6 minuti e creano il caos, arraffano il possibile, soprattutto giacche e oggetti di marca, ma l'arrivo tempestivo dei carabinieri li sorprende. L'area furtiva viene lasciata nel corridoio, da qui la fuga sul retro. 3 fuggono sul lato della provinciale, l'SP54, e uno fugge da via Marconi, c'era un palo all'esterno con una macchina molto veloce che comunque in manovra ha buttato giù dei paletti, quindi ha fatto anche danni al patrimonio comunale. Quello che è uscito da davanti ha avuto una colluttazione con uno dei carabinieri che lo ha spinto a terra e mi sembra che gli ha fatto anche male, e poi è riuscito a mettersi in fuga in maniera rocambolesca, perché mi sembra stato anche investito dalla propria macchina che cercava di andare in fuga. Una situazione di potenziale pericolo. La manovra azzardata con il segnale di velto avviene davanti all'asilo, l'auto è a folle velocità e viene poi immortalata anche da altre telecamere di attività vicine, compreso l'inseguimento da parte dei carabinieri. Eric Anzanello, che è anche assessore comunale a Mansuè e vanta una lunga esperienza amministrativa, non parla solo da proprietario e lancia un appello. Era stato istituito qualche anno fa proprio qui a Chiarano la possibilità di girare con delle ronde mediante la protezione civile. Spero che qualcuno mi ascolti e possa riattivare questa cosa, anche perché io stesso faccio parte della protezione civile e mi presto volentieri a questo servizio per salvaguardare la tranquillità della cittadinanza. Notizia pubblicata dal Mattino di Padova, un altro assalto dopo quelli di ieri, di cui parleremo anche in questa edizione. Banditi con il punto e ruolo al PRI di Piombino Dese, le minacce alla commessa e la fuga con l'incasso. È l'ultimo colpo in ordine di tempo perché è avvenuto ieri sera nell'orario di chiusura. Andiamo adesso, restiamo nel Padovano, a Padova, perché un bimbo è nato prematuro, partorito in casa, è morto e quindi sta indagando la procura. Andiamo da Marta Zatta con Sandro Ponchio. A te, Marta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Quella che si sono trovati davanti ai loro occhi ieri, all'alba di ieri, i carabinieri di Padova, è stata una scena drammatica. Una giovane madre aveva partorito in casa, nel loro appartamento, un neonato prematuro tra il 6° e il 7° mese. Con loro c'era anche il padre, che ha chiamato le forze dell'ordine e il SUEM. Purtroppo però quando i sanitari sono arrivati sul posto per il piccolo era troppo tardi, hanno tentato il tutto e per tutto, ma purtroppo è morto in casa. Invece la madre è stata portata d'urgenza all'ospedale, dove si trova tuttora, però non in pericolo di vita. Ecco, su questa drammatica vicenda è stata aperta un'inchiesta e il sostituto procuratore dovrà ora chiarire i dettagli di questa tragedia. Pare che la condizione nella quale vivevano questa giovane coppia di genitori non fosse delle migliori, era una condizione precaria. Bisogna anche capire se effettivamente la
la madre ha effettuato tutte le visite del caso, che insomma richiede una gravidanza. Questa drammatica vicenda riporta alla memoria, anche se in maniera diversa, quella avvenuta a Piove di Sacco, quando nel 2024 Melissa Machado partorì la sua bambina al 9° mese in un water, e dopo averla partorita tirò lo sciacquone, di fatto uccidendo la neonata per averle fatto ingerire troppa acqua, cosa che ha confermato anche l'autopsia. Ecco, il 19 dicembre inizierà il processo anche per chiarire questa terribile vicenda. Per il momento da Padova è tutto, a te la linea. Grazie Marta Zatta, Sandro Ponchio. E ieri davvero un'operazione da comando paramilitare. Devono essere stati almeno in 10 gli uomini che prima hanno rubato dei camion per bloccare le strade e per intralciare quindi l'arrivo delle forze dell'ordine. Addirittura hanno ancorato ai binari della ferrovia un furgone che è stato investito da un treno, poteva essere una strage. Nel frattempo hanno portato a segno una rapina in un supermercato dove si sono impossessati di profumi per 100.000 euro. Sentiamo ancora Christian Arboid. Sono tasselli di un mosaico di follia quelli che i carabinieri accanto alla Polfer stanno tentando di mettere al loro posto. Una scia di furti terminata con un furgone rubato travolto da un treno passeggeri, fortunatamente non carico, alle 5:30 circa del mattino, sullo sfondo l'area di Castagnole a Paese, lungo la strada regionale Feltrina. Una notte lunga, lunghissima, iniziata ufficialmente con l'allarme partito dal centro all'Iper per una spaccata al Beauty Star che si trova all'interno. È l'1:45 quando un fiorino usato come ariete sfonda le vetrate della galleria commerciale. L'azione è fulminea, i malviventi arraffano buona parte dei profumi di alta gamma. Viene allertato anche il vice direttore del centro. Appena mi hanno chiamato mi sono messo in moto e sono arrivato qua. Ho dovuto farmi la strada a piedi da Oro fino a qua perché la strada era chiusa. Proprio così, perché chi arriva sul posto capisce che i ladri prima del colpo hanno bloccato la Feltrina. Un camion viene trovato in direzione nord, l'altro a sud. Di fatto la regionale risulta come sigillata. La videosorveglianza interna riprende la scena. Le immagini vengono poi acquisite dagli inquirenti. All'incirca 6-7 persone saranno state. Erano travisate? Sì. I carabinieri scoprono praticamente nell'immediato che i mezzi risultano essere stati rubati circa un'ora prima da un'azienda di Castagnole, la ditta edile Martini. I 2 camion, uno a 3 assi, l'altro a 4, sono stati usati per bloccare la strada, il fiorino appunto come ariete e un daily per caricare la refurtiva, furgoncino che viene poi abbandonato sui binari della ferrovia in mezzo ai campi dopo un percorso su strada sterrata. Qui sarebbe anche avvenuto il travaso dei profumi rubati, alcuni sono rimasti anche a terra. Alle 5:30 lo scontro con il primo treno regionale di giornata diretto a Montebelluna per entrare in servizio. L'impatto inevitabile, fortunatamente non ci sono feriti, resta la conta dei danni e la caccia aperta alla banda. Certo che arrivare qua alle 2 di notte un po' frastornati e trovarsi il disastro che c'era non è certo piacevole. Il traffico ferroviario è stato ripristinato soltanto alle 13:30, ma vista la dinamica le conseguenze potevano essere ancora più gravi. Il furgone Daily è stato ancorato ai binari della ferrovia con delle corde e ovviamente l'amarezza dei proprietari dei mezzi rubati. È distrutto perché l'hanno addirittura bloccato nella ferrovia con 2 corde prelevate, sempre rubate dal nostro cantiere, ed è là, come si vede dal video. Perché il tema è proprio questo, cioè lo hanno ancorato ai binari della ferrovia. Sì, ancorato, dove che però noi non sapevamo neanche che potevano accedere alla ferrovia. Loro lo sapevano. C'è prima di tutto stupore nelle parole della famiglia Martini, proprietaria dei mezzi rubati per la spaccata al centro commerciale all'Iper di Castagnole. Il deposito della ditta edile si trova poco distante e sicuramente i malviventi avevano pianificato il maxi colpo in ogni dettaglio, ma oltre lo shock aleggia una domanda. Chi paga? Per adesso sappiamo che paghiamo noi quello che riguarda il disagio che abbiamo avuto, i camion sequestrati e il dell'Iro, e per il resto siamo in attesa adesso delle
delle comunicazioni da parte della Polizia Ferroviaria e dei Carabinieri. C'è poi l'altro fronte, quello ferroviario, con il traffico bloccato per metà giornata. Operai e tecnici di FS hanno lavorato senza soluzione di continuità dall'alba per ripristinare il servizio. Tra chi è accorso c'è anche il giovane Marco Bertuola, residente a Castagnole e animatore di un gruppo social dedicato proprio ai treni. La collisione, racconta, è stata potente. Ha danneggiato il gancio automatico del treno e il vomere, che sarebbe praticamente sotto il motrice, e ha danneggiato pure anche un palo della trazione elettrica, che qualche giorno fa hanno fatto anche le corse prove per l'attivazione della trazione elettrica il 14 dicembre. Il treno è ripartito soltanto alle 13:30 dopo la messa in sicurezza dell'intera area. La consapevolezza è che poteva andare molto peggio. Correggo quanto avevo detto nel lancio di apertura del collegamento con Torri di Quartesolo. La donna trovata in una pozza di sangue, una padovana, non è morta, ma lotta tra la vita e la morte. Adesso andiamo in diretta a Cassola da Mirko Cavallini e da Alessandro Costacurta per la parte tecnica, perché è stato aperto il sottopasso lungo la variante della strada statale 47. A te, Mirko. Buongiorno direttore, bentrovati con il sindaco Gian Antonio Stangerlin. Insomma, come annunciato, un paio di giorni di anticipo rispetto a quanto aveva promesso un mese fa il ministro Salvini. Uno sfogo e uno sbocco fondamentale, si è aperto un tappo di fatto. Di fatto sì, buongiorno a tutti. Allora, oggi si apre il sottopasso di Via Asiago, che collega sostanzialmente il tratto di Bassano con il tratto di Cassola nella direttrice est-ovest. È uno sbocco importantissimo da un punto di vista strategico, anche per il completamento della bretella ANAS che si sta costruendo, perché aprendo questo tratto sarà possibile poi andare ad intervenire su altri tratti che in questo momento sono in fase di completamento e quindi andare avanti con l'opera. Si tratta di un intervento di un paio di chilometri dalla zona di Fellette di Romano Dezzellino tramite il territorio di Cassola, e qui a pochi metri c'è il confine con Bassano. 20 milioni circa di investimento. Adesso che tempistiche avremo davanti? Stando a quello che è stato detto l'ultima volta in cui è venuto in visita al cantiere il ministro, l'anno prossimo dovrebbe essere completata l'intera opera. Naturalmente sappiamo che si tratta di un'opera che viene realizzata all'interno di un territorio ampiamente urbanizzato, nella quale ci sono notevoli infrastrutture e sottoservizi da rispettare, da mantenere la continuità appunto dei servizi stessi, e quindi questo ha complicato in passato l'attività di realizzazione della strada e speriamo non continui a ritardarne il completamento. Però l'ordine di grandezza temporale è quello, sostanzialmente alla fine del 2026 dovrebbe essere completata. Ecco, l'apertura è avvenuta puntualmente a mezzogiorno, già tanti mezzi, cogliamo anche delle facce felicemente sorprese dal fatto di poter percorrere finalmente questo tratto, che è importante anche per questioni di sicurezza, perché l'ospedale da qui non è lontano, ma arrivarci senza quest'opera era molto complicato. Beh sì, attualmente le ambulanze entravano per un'altra strada che aveva sostanzialmente un passaggio a livello. E qui invece non c'è nessun tipo di ostacolo, perché di fatto si entra direttamente nella frazione di San Zeno partendo dall'ospedale di Bassano, e nella frazione di San Zeno poi si prosegue molto spesso anche verso Cassola. Quindi di sicuro anche per l'ambulanza, anche per i pompieri,
questo sarà indubbiamente un passaggio importante. Passaggio importante perché a poche centinaia di metri da qui c'è anche il casello di Bassano Est della superstrada pedemontana, quindi capite che è davvero un'opera strategica, tra l'altro compensativa anche di quella che era stata la SPV. Insomma, una giornata bella, finalmente diamo anche notizie buone per il territorio e per la viabilità che da oggi può scorrere un po' meglio in attesa del completamento dell'opera. Grazie al sindaco di Cassola, Gian Antonio Stangerlin, Alessandro Costacuta alla parte tecnica. A voi. Grazie Mirko Cavallin. Purtroppo torniamo alle notizie di cronaca nera e all'emergenza criminalità nel nostro territorio. Senza fine questa emergenza. L'altro ieri sera i ladri hanno colpito a Pianezza e sono entrati in camera mentre il proprietario era a letto. È un'ondata di furti senza fine, quella che si sta registrando nel territorio bassanese e marosticense. La gente ormai è esasperata, la rabbia cresce, come crescono la paura e la preoccupazione per un fenomeno che non accenna a diminuire. Ieri sera i ladri hanno colpito in alcune abitazioni di Pianezze, in via Pilastro, sono entrati nella casa della famiglia Fantinelli. La moglie e quei bambini sono andati a prendersi una pizza. Io avevo staccato la notte il giorno prima e avevo anche un po' di febbre. Ieri sera ero a letto e questi sono entrati. A che ora? Era verso le 6:30. I malviventi sono arrivati fino alla camera dove Damiano stava riposando, sotto le coperte. Hanno girato intorno al letto, intorno a lui. Io ero a letto perché gli hanno proprio strappato il comodino a mia moglie e lo hanno portato fuori. Che cosa vi hanno rubato? La bambina, braccialetti, anelli, anche la moglie, braccialetti, orecchini, tutta roba di oro. Con ogni probabilità, quando la moglie e i figli sono rientrati, i ladri erano ancora dentro in casa. E il cagnolino, appena che è sceso dalla macchina, è venuto su per le scale, tutto righiando, che aveva sentito che erano ancora dentro. Quindi erano ancora dentro quando è arrivata sua moglie con i bambini? Sì. Quanta amarezza c'è? Tanta. È una ferita? Tanta rabbia anche. Più rabbia, più dolore? Sì. E mi diceva mi sono arrabbiato anche con i carabinieri ieri sera. Sì, per la storia che insomma non siamo tutelati alla fine. Sentite indifesi? Dobbiamo mettere su telecamere, allarmi, tutto del genere. Le telecamere dei vicini hanno ripreso i ladri mentre entravano nella proprietà della famiglia Fantinelli facendosi luce con delle torce. Non so più cosa dire. E io mi alzo alle 4 del mattino e vado a lavorare. E vado anche alla notte e adesso ho paura. Lascio a casa la moglie con 2 bambini. Queste persone che entrano anche se sei a casa. Dove siamo arrivati? Intervista di Monica Smiderle, oggi in regia Francesco Cerone e Edoardo Paris. Ieri sera ne abbiamo parlato ovviamente di mancanza totale di sicurezza in Veneto, ne abbiamo parlato a Focus, sentiamo cosa ha detto tra gli altri il sindaco di Meduna di Livenza Arnaldo Pitton. Di casa dove abita su una zona abbastanza in campagna, dove ho dei fotovoltaici illuminanti che ormai sono obsoleti e vecchi, ma ho già dato l'ordine di sostituirli perché si sentono che hanno paura, insomma, quindi anche l'illuminazione dà quel senso là di sicurezza. Poi vediamo che questi qua comunque vengono di pomeriggio, vengono di giornate di sole, non gliene frega assolutamente niente. Però qua il primo da segnalare è il prefetto, perché comunque lo Stato da noi è il prefetto, quindi dobbiamo segnalare a lui e che prenda in mano la situazione. Poi ripeto, i sindaci cosa possono fare? Poco, nel senso comunque sono anche responsabili della sicurezza pubblica e si attivano, come ho già detto più volte, nel paese le telecamere, la videosorveglianza, i controlli comunque con i nostri vigili serali, l'illuminazione pubblica, ma poi ragazzi più di quello non facciamo. Ma mi viene in mente, sa una cosa, direttore, se quel carabiniere là che è stato spinto e anche un po' malmenato rispondeva magari con un cazzotto, con un calcio, con anche qualcosa, non so, un colpo di karate, e questo qua ce lo mandava all'ospedale, come andava a finire? Perché guardate
Andava a finire, cioè le conseguenze per le forze dell'ordine. Arnaldo Pitton ieri sera a Focus e vediamo ancora furti a non finire, vediamo ancora, siamo ancora nel Bassanese con Monica Smeder. È una sensazione di tensione, la tensione nel vedere che non si riesce ad arginare nonostante le importanti forze messe in campo dalle forze dell'ordine. Quello che possiamo fare è collaborare tra noi, è cercare di aiutarsi a vicenda e segnalare costantemente le informazioni direttamente alle forze dell'ordine. Da Bassano a Marostica, da Tezze sul Brenta a Romano Dezzelino, l'emergenza furti sta investendo l'intero territorio. I sindaci sono preoccupati e invitano i cittadini a segnalare alle forze dell'ordine persone e movimenti sospetti. Bisogna sempre essere vigilanti in questo, bisogna avvisare le forze dell'ordine, non fare i Rambo, avvisarli, avere fiducia perché loro ci sono. Questo è l'appello del sindaco di Pianezza Luca Vendramin il giorno dopo i furti messi a segno nel suo territorio comunale. Intanto a Marostica l'iter per l'avvio del controllo di vicinato è ormai concluso. Noi abbiamo un'altra riunione prevista la settimana prossima con il comando di polizia locale per l'individuazione di alcuni elementi che servono all'interno dei comitati e dopodiché ci sarà la firma con la prefettura. Quindi insomma ci siamo. Se tempi molto ristretti, molto brevi, sicuramente io punto ad avere tutto entro la fine di febbraio. È stata confermata la condanna per i cugini Rasu responsabili dell'uccisione di un giovane in un ascensore di un condominio a Mestre. Andiamo in diretta da Edi Kaliman e da Simone Merlo per la parte tecnica. A te, Edi. Direttore, buongiorno a te, ai telespettatori. Passiamo alla cronaca giudiziaria. È definitiva infatti la condanna a 24 anni e 21 anni rispettivamente per Radu Rasu e per Marin Rasu per aver ucciso a calci e pugni, quindi a mani nude, il 32enne Lorenzo Nardelli al culmine di un tragico concatenarsi di eventi. Un evento sfortunato, così l'avevano definito anche i giudici della Corte d'Assise. Lorenzo Nardelli si era recato proprio al condominio, il numero 9 del condominio Bandiera in Rampa Cavalcavia qui a Mestre, a pochi passi dal centro e dalla stazione, per un incontro sessuale a pagamento fatto lecito. Aveva sbagliato scala, aveva sbagliato appartamento, si è trovato di fronte i due cugini condannati in via definitiva dalla Corte di Cassazione. La sentenza è arrivata ieri e loro l'hanno inseguito in ascensore picchiandolo a morte. Li aveva trovati nell'intento di confezionare delle dosi che sarebbero state destinate allo spaccio. Avevano gli avvocati Pietramala, che avevano portato in Cassazione il caso, volevano contestare l'aggravante della crudeltà imputata appunto ai due cugini, ma la Cassazione ha rigettato ieri pomeriggio il ricorso e era stata la Corte d'Appello a definire il fatto una tragica concatenazione sì di eventi, ma anche una vera e propria tortura, quella messa a segno dai due cugini ai danni del 32enne Nardelli, che è stato picchiato a calci e pugni in ascensore per 18 minuti. Un fatto tragico che ha contraddistinto per lungo tempo. Si parla infatti della notte tra il 9 e il 10 agosto del 2023 questa zona di Mestre. Ricordiamo che proprio a due passi da qui in un altro appartamento era stato picchiato, sempre per uno scambio di persona, un ragazzo giovanissimo, un ventenne, testimoniato anche proprio dalla nostra redazione di Venezia. Questa la cronaca giudiziaria che arriva oggi da Venezia. Direttore, se non hai domande con Simone Merlo ti restituisco la linea. Grazie a Edi Kaliman, Simone Merlo da Mestre. Andiamo adesso a Padova perché c'è un indagato per la morte di Nicola Pagan, l'operaio travolto dal terreno a Ponte San Nicolò. Mercoledì mattina era stato proprio sommerso da una massa di terra. Il servizio di Chiara Gaiani. Un
Omicidio colposo e violazione di una serie di norme in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro. Con queste accuse è stato iscritto nel registro degli indagati il responsabile del cantiere dove è morto Nicola Pagan, operaio di 58 anni. Erano le 9 di mercoledì quando l'uomo al lavoro all'interno di uno scavo in un cantiere a Ponte San Nicolò è stato travolto da un cumulo di terra che lo ha sepolto fino alla vita. Immediato l'intervento dei colleghi che erano con lui, che hanno cercato di liberare Nicola Pagan. Nonostante l'aiuto e l'arrivo del SUEM e dei vigili del fuoco, il 58enne colpito da un malore è morto in pochi istanti. Un operaio prudente ed esperto, così lo descrivono i colleghi. Su questa morte la Procura di Padova ha aperto un'inchiesta coordinata dalla PM Claudia Brunino, che dovrà stabilire se esiste un collegamento tra la morte di Nicola Pagan e l'infortunio. Nel frattempo non si dà pace alla famiglia del 58enne, che era sposato e aveva un figlio. Originario di Montegrotto, da alcuni anni Nicola Pagan viveva a Piove di Sacco. E una nuova svolta nel caso del cantante Michele Merlo. Il Tribunale Civile di Vicenza ha disposto una nuova perizia per accertare se una diagnosi tempestiva avrebbe potuto salvarlo. Se un giovane muore come Michele senza che nessuno accenda un sospetto clinico, è solo una tragica fatalità o qualcosa in quella catena di decisioni ha smesso di funzionare? È la domanda che da 4 anni angoscia i genitori Domenico e Katia di Michele Merlo, il cantautore vicentino Mike Bird di Rosà, morto 28enne per una leucemia fulminante non diagnosticata. Una domanda che torna al centro della scena giudiziaria perché il caso si riapre in sede civile. Il Tribunale di Vicenza ha disposto una nuova perizia, ha affidato l'incarico al professor Benedetto Vergari, ematologo di Bologna. Deve ricostruire le cure ricevute, valutare se ci fu una sottovalutazione dei sintomi e stabilire se esiste un nesso causale tra la condotta del medico di base che visitò il ragazzo nella primavera 2021 e la morte del giovane artista. La perizia dovrà chiarire se sarebbe bastato un emocromo urgente il 26 maggio 2021 quando Merlo si presentò con un ematoma esteso alla coscia per far scattare subito un percorso diagnostico salvavita. Per i consulenti di parte sì, Michele avrebbe avuto l'80% di probabilità di sopravvivere se la leucemia fosse stata individuata in tempo. In sede penale quell'80% non era bastato perché serviva la certezza. Per questo il procedimento contro il medico di famiglia, Pantaleo Vitaliano, era stato archiviato. In sede di risarcimento invece basta il criterio del più probabile che non. La famiglia, assistita dall'avvocato Marco Dalben di Vicenza, chiede un risarcimento che supera i 2,5 milioni di euro, ma soprattutto una verità che ancora non c'è e che angoscia amici di Michele come Emma Marrone, che gli dedicò il concerto all'Arena di Verona. Sei nel mio cuore, Michele. Servizio di Ivano Tolettini, è in carcere a Montorio l'interrogatorio di garanzia di Maria Luisa Ramponi, accusata di strage con i 2 fratelli per la morte dei tre carabinieri a Castellazzano. Fu lei ad accendere la miccia che fece esplodere il casolare. Davanti al giudice ha fatto scena muta, nessuna parola. Maria Luisa Ramponi, la 59enne accusata insieme ai fratelli Franco e Dino della strage dei carabinieri avvenuta a Castellazzano nel Veronese lo scorso 14 ottobre, si è avvalsa della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Montorio. L'incontro era una formalità necessaria perché la convalida dell'arresto avvenuta nei giorni seguenti la strage era stata fatta mentre Maria Luisa Ramponi era in coma all'ospedale Borgo Trento. La donna, infatti, quella notte era l'unica dentro il casolare e aveva azionato la molotov che aveva innescato l'esplosione che ha provocato il crollo dell'abitazione, travolgendo e uccidendo i 3 carabinieri padovani Valerio Daprà, Marco Piffari e Davide Bernardello. L'avvocato Ballottini, che difende la 59enne, ha confermato la scelta della donna di avvalersi della facoltà di non rispondere. Maria Luisa Ramponi è stata dimessa pochi giorni fa dopo il ricovero nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Borgo Trento e necessita ancora di medicazione. Come i fratelli resterà detenuta nel carcere di Montorio.
Servizio di Valentina Visentin, la questura di Padova ha chiuso per 45 giorni una discoteca in via Ferraris, ritenuta un punto critico per sicurezza e ordine pubblico. Serrande abbassate per 45 giorni per una discoteca di via Ferraris a Padova. La decisione arriva dalla questura di Padova in quanto ritenuta punto critico per la sicurezza e l'ordine pubblico dopo una lunga serie di segnalazioni legate all'alcol e agli stupefacenti. Il provvedimento, firmato dal questore Marco Dorisio, arriva al termine della ricostruzione degli interventi delle forze dell'ordine negli ultimi mesi, una cronologia che secondo gli accertamenti delinea un quadro non più sostenibile. Nella notte del 30 novembre un cliente è stato colpito alla testa con una bottiglia durante un alterco nell'area esterna del locale. In quell'occasione gli agenti hanno anche riscontrato la somministrazione di alcol oltre l'orario consentito. Episodi analoghi sono stati registrati il 27 luglio, quando un diverbio tra clienti è degenerato nel momento in cui un uomo ha rotto una bottiglia di vetro iniziando a minacciare i presenti. Il 19 gennaio 2 uomini, già noti per precedenti penali, sono stati sorpresi nei pressi del locale mentre tentavano di eludere un controllo dopo essere stati visti spacciare. Entrambi sono stati denunciati per porto abusivo di coltelli. A questi si aggiunge un intervento nel settembre del 2024, quando polizia e carabinieri sono dovuti intervenire per sedare una rissa con coltelli scaturita dopo molestie ai danni di una ragazza. E un'altra, il servizio di Marta Zatta, un'altra spaccata a Treviso, questa volta nel bar Ninfea di San Giuseppe. Pare che si tratti della stessa banda che aveva colpito altri locali. Questi malviventi sono stati individuati, denunciati, ma rilasciati alcune ore dopo con ovviamente la rabbia degli esercenti. Sono 2 uomini, uno di 50 e uno di 55 anni e una donna di 45. Dentro la borsa o comunque nella macchina hanno trovato un martello, quindi loro dalla parte del toglichiodi, cioè quella parte diciamo fatta a coda, battono sulla porta finché si forma una crepa e dopo con i piedi tutti e tre danno addosso la porta finché non si sfonda. Ennesima spaccata della settimana, questa volta al bar Ninfea di via Albertino da Corona a San Giuseppe, bar centrale e noto nel quartiere. Anche in questo caso non c'è stata refurtiva, ma solo danni causati da parte di 3 trevigiani con svariati precedenti penali che qualche ora prima erano stati al Tiffany di Canizzano. Anche in questo caso sono stati vicini a chiamare le forze dell'ordine, arrivate nel giro di pochi minuti. Li hanno cercati e nell'arco di 3/4 d'ora, dalle 2:30 alle 3:15, sono riusciti a prenderli. Mi hanno chiamata, naturalmente siamo andati in questura, abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, per di più la polizia ha trovato sotto le loro scarpe pezzi di cristallo della mia porta. Oltre a questo anche un tagliandino con un QR code di Satispay trovato nella macchina incastrava i delinquenti, ma senza fragranza di reato sono stati rilasciati, liberi di colpire di nuovo. So che quando sono stati rilasciati domenica mattina, so che nella notte tra domenica e lunedì sono andati su un altro bar, perché modus operandi lo stesso, a Villorba. Anche il sindaco Conte si esprime portando solidarietà e auspicando la risoluzione del problema in tempi brevi, soprattutto anche la certezza della pena. Ovviamente dà fastidio e porto la mia vicinanza alle vittime, che sono le attività commerciali che magari molte volte si trovano costrette a spendere migliaia di euro per ripristinare il danno. L'auspicio è che si riesca quanto prima a individuare i responsabili e l'auspicio è che una volta individuati queste persone possano rimanere in galera per un po' di anni. L'esasperazione tra commercianti e cittadini è palpabile e il senso di sconforto evidente. Non abbiamo mezzi, non dico per difenderci, ma per tutelarci, perché comunque anche se vengono presi e noi facciamo la denuncia, sono fuori dopo 2 ore, magari ce li ritroviamo fra una settimana che ci riprovano, sistemiamo i danni, che qua una porta così, penso come tutti siamo sui 3.000 euro di danni e magari fra un mese ce la risfondano di nuovo. Ci dispiace tanto perché è un bar che noi frequentiamo spesso e ci dispiace per il fatto anche perché ci sentiamo poco sicuri, ecco. In Duomo a Treviso i funerali dell'imprenditore Nicola Tognana. Andiamo in diretta da Francesca Bozza e da Tommaso Migot, il nostro operatore. A te Francesca.
Buongiorno ai telespettatori. Si è concluso da poco il funerale di Nicola Tognana, scomparso lo scorso 2 dicembre dopo una lunga malattia. Una cerimonia commossa che ha visto la presenza di tante persone comuni, ma anche di tanti imprenditori, volti dell'associazionismo industriale veneto e trevigiano. C'era l'amico, imprenditore e sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, c'era Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio di Belluno Treviso, c'erano volti di quella che è stata un'industria Treviso, da Maria Cristina Piovesana a Vardanega, a Milan, e poi gli imprenditori, amici, colleghi di Tognana come Andrea Tomat, Mario Moretti Polegato, Remo Mosole e la numero 1 degli industriali del Veneto, Paola Carron, tutti qui per salutare quello che Don Mario nell'omelia per salutare Nicola Tognana ha definito un imprenditore lungimirante, buono, gentile, impegnato a far crescere la sua azienda, a raccogliere l'eredità familiare che compie 200 anni, senza però mai lasciare quello che era il suo obiettivo, quello di ascoltare gli altri, di stare accanto, aiutare gli altri. Ha aiutato la sua azienda, ha aiutato i suoi dipendenti, ha fatto crescere anche la città di Treviso, che l'ha voluto salutare in una sorta di ultimo abbraccio questa mattina, mezz'ora prima delle esequie, intorno alle 10:30, quando il corteo funebre è partito dalla casa in centro a Treviso, dalla casa di Nicola Tognana, dove era stata allestita la camera ardente. Il corteo poi lo ha accompagnato tra le vie di Treviso, accanto alla moglie, dietro, stretti in un lungo abbraccio, come a sorreggersi l'uno all'altro i figli e i nipoti, tutti i familiari, fino a qui appunto al Duomo, dove si è celebrata la funzione. Una commozione, ma anche la certezza di quello che Tognana, l'eredità che Nicola Tognana ha lasciato nelle parole dei dipendenti che hanno seguito il corteo funebre, tenendo in mano una rosa rossa che poi è stata depositata sul feretro prima della partenza verso il cimitero di San Lazzaro. Lo hanno ricordato come un imprenditore d'altri tempi, che ha lasciato il segno in tanti modi diversi, con il quale si poteva dialogare, parlare, confrontarsi. Insomma, un Nicola Tognana che mancherà a tutti, mancherà come imprenditore, mancherà anche, soprattutto, come uomo. Dal Duomo di Treviso con Tommaso Migot è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie molte a Francesca Bozza. Torniamo alla cronaca. Un episodio dai contorni ancora poco chiari si è verificato a Galliera Veneta. Sentiamo Mirko Cavallin. Forse un regolamento di conti, forse una lite sarebbero all'origine dei disordini verificatisi tra martedì e mercoledì nella zona degli impianti sportivi di Galliera Veneta. Ieri è arrivata una telefonata verso Luna, che una signora ha visto delle macchie di sangue sulla parte stradale, e lì subito immediatamente la polizia locale è andata a visionare, e lì hanno chiamato subito immediatamente i carabinieri, che dopo circa mezz'ora sono arrivati e adesso stanno facendo le indagini i carabinieri, e al più presto mi daranno notizie anche per dare sicurezza al nostro territorio. E sono sempre presenti i nostri carabinieri e anche la polizia locale. Dal sindaco di Galliera, Italo Perfetti, arriva un auspicio e un appello ai cittadini. Come sindaco aspetto un risultato dai nostri carabinieri che stanno facendo le loro indagini. Io voglio assicurare che se vedete qualcosa sul territorio chiamate immediatamente il 112. Il 112 è sempre disponibile. Chiedo ai cittadini di visionare il nostro territorio e dare un aiuto alle forze dell'ordine. Ecco. Operazione dei carabinieri forestali nel parco dei Colle Euganei. È stato sottoposto a sequestro preventivo un appezzamento agricolo a Vo, dove veniva estratta trachite senza autorizzazione.
Nel terreno sito nel comune di Vo si stava lavorando per la realizzazione di un nuovo vigneto, ma nell'ambito delle attività di controllo dei carabinieri del nucleo forestale di Montegrotto sono risultate alcune anomalie, tanto da portare i militari ad adottare la misura cautelare del sequestro per interrompere l'attività di movimento terra ed estrazione di rocce di trachite. Il sospetto è nato dalla presenza nel terreno, un appezzamento agricolo di circa 1 ettaro, di 800 metri cubi di materiale inerte che sarebbe stato scavato senza le previste autorizzazioni che devono essere rilasciate dal Parco regionale dei Colli Euganei. Una persona è stata indagata. La Procura della Repubblica di Rovigo, competente per territorio, ha chiesto e ottenuto dal GIP la convalida del provvedimento. Ulteriori indagini sono in corso per capire lo scopo dell'estrazione di rocce di trachite, materiale di ingente valore economico. Il 4 novembre erano scaduti i termini per completare la documentazione dell'impianto agrifotovoltaico di Rosà. Entro un mese era prevista la presentazione pubblica, ma ancora non ce n'è traccia. Ancora Mirko Cavallin. Il percorso burocratico dell'impianto agrivoltaico da realizzare a Rosà, ai confini con Bassano, Tezze e Cartigliano, ha raggiunto un primo traguardo con la conclusione della verifica della completezza documentale da parte della Regione Veneto. Da allora sono già trascorsi 30 giorni previsti perché la ditta proponente indicasse una data per la presentazione pubblica del progetto. In questo momento siamo in attesa della convocazione dell'incontro pubblico. C'è stato un sollecito recentemente anche da parte della Regione. L'incontro pubblico deve essere organizzato insieme con la disponibilità dei 3 comuni che sono coinvolti dalle opere, però non deve essere organizzato direttamente da noi, bensì o dalla provincia o dalla Regione. Sicuramente sarà un incontro che avverrà a breve, però ad oggi non abbiamo notizia più precisa in merito al giorno, al luogo. I disegni, i progetti, gli elaborati sono stati tutti depositati in Regione e sono accessibili da parte di chiunque, ma la presentazione pubblica è un atto non solo dovuto, ma sostanziale per un impianto di questa portata. Tutti, anche le nostre comunità, in questo momento sono proprio in attesa della presentazione del progetto da parte della società proponente, quindi di Tonello, per capire bene, meglio in cosa consiste, ma soprattutto sviscerarne le criticità. È stato fissato per il 9 dicembre a Treviso l'incontro tra la giunta del sindaco Mario Conte e le associazioni commercianti dopo i rincari decisi dal comune. Siamo consapevoli che la manovra era un po' impopolare, ma è una manovra responsabile, perché vogliamo continuare a garantire i servizi alle persone, vogliamo continuare a tenere alta la qualità dei servizi che il Comune offre e abbiamo semplicemente adeguato le tariffe, alcune ferme dal 2010. Siamo convinti e abbiamo sempre lavorato attraverso il confronto e quindi già nei prossimi giorni incontrerò tutti coloro che rappresentano la città e che in questo momento hanno anche qualcosa giustamente da dire. Ricordo però che gli equilibri di bilancio devono essere sempre garantiti. Difende a spada tratta il sindaco Conte gli aumenti tariffari su parcheggi, asili e palestre che saranno implementati a partire dal prossimo anno, anche se apre alle soluzioni possibili portate sul tavolo dalle categorie imprenditoriali. All'incontro del 9 dicembre prossimo nessun pregiudizio ideale, quindi solo la quadratura dei conti. Questa operazione è stata fatta proprio in previsione del bilancio previsionale, quindi un bilancio che riguarda la municipalità per l'anno 2026, 27 e 28. Quindi pronti ad accogliere ogni tipo di proposta purché si tenga conto delle esigenze di bilancio. Quaderni contabili alla mano da una parte e dall'altra con idee nuove che potrebbero rivelarsi utili in futuro. Per il momento però il sindaco conferma che la soluzione proposta è stata necessaria per non tagliare gli aiuti al sociale come quelli degli asili nido comunali e le tariffe restano comunque ancora le più basse. Noi abbiamo messo in campo queste scelte proprio perché dobbiamo recuperare delle finanze rispetto a delle tariffe che, ricordo, sono ancora, nonostante gli adeguamenti, le più vantaggiose a livello provinciale e le più vantaggiose a livello regionale tra le altre città capoluogo. Quindi capiamo che andiamo a toccare le abitudini, è altrettanto vero che se andiamo a vedere tutte le altre città del Veneto si paga la pausa pranzo e si paga pure la domenica.
E sempre a Treviso mancano strutture per accogliere gli anziani che sono in forte aumento, ma a preoccupare la carenza di personale. Questo è l'allarme del presidente dell'Unione regionale delle case di riposo. Siamo ben oltre l'emergenza. Il combinato disposto di questa situazione avviene in che situazione? In una totale carenza e assenza di caregiver. Il secondo aspetto, siamo in totale assenza di risorse umane, quindi di personale, per dare assistenza sia nelle residenze che a livello domiciliare. Questi saranno anziani che hanno un potere d'acquisto sicuramente inferiore rispetto ad oggi. Il quadro che disegna il presidente dell'Unione regionale Istituti per Anziani, Volpe, è quello che lui definisce lo scenario di uno tsunami economico-sociale, di una tempesta perfetta. Oggi in Veneto gli ultraottantenni sono più di 382.000, nel 2050 supereranno le 670.000 unità. Di questi il 65% saranno anziani soli. Dovete immaginare che nel 2050 tutte le città di Verona, di Vicenza, Padova, Rovigo e Bassano del Grappa siano tutte abitate da anziani ultraottantenni. Numeri dietro ai quali ci sono anziani che avranno bisogno di strutture che diano loro la giusta assistenza. 10.000 quelli oggi in lista d'attesa per un posto letto. Servono ulteriori spazi, ma anche se questi ci fossero mancherebbe il personale. In Veneto attualmente servono 3.000 operatori sociosanitari in più. Non stiamo educando i ragazzi giovani a pensare che questo è comunque un lavoro importante, dignitoso e che sarà economicamente pagato. E oggi la soluzione, una parziale soluzione, è quella del mercato, dei mercati fuori dai confini italiani. Come riusciremo a reggere noi RSA se non abbiamo personale? E poi questo, cioè, rischieremo di dover chiudere reparti. La risposta all'interrogativo passa attraverso diverse soluzioni, da politiche per un invecchiamento attivo alla gestione dei flussi migratori per portare dall'estero personale da impiegare nelle strutture e ancora la necessità di un sostegno economico per le RSA. Più in generale serve una maggiore attenzione per tutto il mondo degli anziani. Secondo paese più vecchio al mondo, nel PNRR non ci sia un centesimo per le strutture per anziani. Il problema è mettere nel primo, secondo, non lo so, dentro in questa benedetta agenda politica della regione e non meno dello Stato, mettere il tema anziani. Siamo il secondo paese più vecchio al mondo. Noi non abbiamo un ministero per gli anziani. E a proposito di anziani in difficoltà, a Udine un calvario di paura, di sofferenza per la 83enne signora Lidia, proprietaria di un appartamento che è stato occupato abusivamente da cittadini pakistani che non se ne vanno nonostante le denunce e che la minacciano di morte. Giorgia Bortolossi. Noi viviamo male perché vivo male anche a casa, ho il terrore, mi tocca sprangarmi a me, ho paura. Cioè è un incubo praticamente. Un incubo, io non ne posso più, non posso vivere così. L'incubo della signora Lidia comincia quando dà in affitto il suo appartamento di via Roma a un'inquilina originaria della Georgia, che ad un certo punto decide a sua volta di subaffittare l'immobile a una famiglia di cittadini pakistani. I nuovi ospiti non pagano l'affitto e di fatto occupano l'abitazione rifiutandosi di andarsene. Parte un iter di denunce, varie chiamate a polizia e carabinieri, fino al 13 novembre scorso, quando un ufficiale giudiziario fa sgomberare l'appartamento, ma per la signora l'incubo non finisce. Loro lì li hanno trovati 7 di loro, 3 nascosti sotto il letto, li hanno portati tutti dentro, i carabinieri in via Trieste. L'indomani me li sono trovati qua. E da lì loro sono sempre entrati, finestra, porta, hanno scassato tutto, mi hanno scassato la porta di entrata che è blindata, hanno staccato un pannello per arrivare al motore lì della serratura e avanti, e loro fanno i cavoli loro così. Ma qua è una stalla, qua è una sporcizia, uno sporco, una porcheria, una roba terribile. Io sono coi brividi. Io ho 83 anni, non posso sopportare queste cose qua, no, assolutamente. Poi le porte aperte, che il riscaldamento è centrale, lo pago io, quello che consuma, scaldano il cortile. È una roba terribile, terribile. Finestre, porte, devo cambiare su tutto, devo mettere un'inferriata adesso che prima non occorreva, adesso mi toccherà fare anche quello. E chi mi paga?
Chi mi paga? Senta, lei ha detto che è stata anche minacciata da queste persone. Oh sì, le hanno detto che le bruciano la casa a mia figlia, che le bruciano qua, che loro ci ammazzano e avanti. E chissà che altro le hanno detto ai carabinieri che sono venuti fino a casa a dirsi di stare attenti, di chiudere, di stare attenti, non aprire. Sono stati bravi carabinieri e polizia, devo dire tutto bene, sì. Però non ci si salva. Non sa più a chi rivolgersi Lidia, ha cambiato più volte la serratura, ma gli occupanti entrano dalla finestra della terrazza. Ha tentato anche di parlare con l'amministrazione comunale. Che noi siamo cittadini, no? Dovrà vedere di noi cosa succede nella sua città, anche il sindaco. Quindi lei si sente sola in questa battaglia? Io sono vedova da poco, io non ne posso più, ecco. Non ho avuto tempo neanche di piangere per mio marito, che era un grande mio marito, era bravissimo. Se una legge è fatta così, dovrebbero metterli in manette fuori o li mandano a casa loro. Questi sono delinquenti, non si può lasciare qua questa gente, li mandino via a casa loro. Incredibile il servizio di Giorgia Bortolossi della nostra redazione di Udine. Poi gli anziani sono anche vittime dei truffatori, vediamo un titolo del Corriere del Veneto. Ogni giorno 59 anziani in Veneto truffati tra viaggi premio, pacchi falsi e tecnici del gas. Tutti i trucchi. In Veneto, pensate, ci sono 21.000 casi l'anno. Adesso con Francesco Ceron e Edoardo Paris andiamo in pubblicità, torniamo subito, state con noi. Andiamo a Trieste, dove in tribunale un anziano colpito da un arresto cardiocircolatorio è stato salvato da un carabiniere. È andato in arresto cardiaco mentre si trovava in tribunale per consegnare alcuni documenti, ma il pronto intervento di un carabiniere ha consentito di salvare l'uomo e permettere il trasporto in ospedale. È quanto avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 3 dicembre. Un anziano di 85 anni, mentre si dirigeva in una delle stanze del Palazzo di Giustizia, è stato colto da un malore e si è accasciato a terra. Le persone che si trovavano vicino all'uomo hanno lanciato l'allarme e dal piano superiore sono scesi 2 carabinieri della compagnia di Via Ermet in servizio al tribunale. Mentre uno dei militari allontanava la piccola folla per far spazio e allertava i soccorsi, l'altro ha prestato le prime cure all'85enne. Verificato che questi non era cosciente, non respirava e non aveva battito, il carabiniere ha rivolto l'anziano in posizione supina, procedendo poi con il massaggio cardiaco. Nel mentre una guardia giurata è arrivata sul posto con il defibrillatore, il carabiniere, seguendo le istruzioni, ha erogato una prima scarica, permettendo all'uomo di tornare a respirare, seppur in maniera irregolare. Mantenendosi in contatto telefonico con il 118, il carabiniere ha continuato a praticare il massaggio cardiaco per diversi minuti, alternandosi, così come prevedono le procedure, con un cittadino che si era fermato ad aiutare finché non è giunta l'ambulanza. L'anziano è stato poi stabilizzato dai sanitari e trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Cattinara, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Servizio di Gianluca Paladin, e adesso sempre Paladin ci dice quali sono i nuovi elementi attorno al caso della morte di Vito Mezzalira in un pozzetto murato nel giardino della villetta di Sagrado. Non sono stati trovati solo i resti dell'ex postino triestino. Non solo i resti del postino triestino Vito Mezzalira racchiusi in sacchi di plastica per la spazzatura, in quel pozzetto nel giardino della villetta di Sagrado sono stati trovati anche un collare, le ossa di un cane e una lattina di birra. Sono i particolari emersi a seguito della conferma dell'appartenenza di quei resti avvenuta tramite il confronto fra la mandibola di Mezzalira e una vecchia radiografia. La domanda sorge spontanea: l'analisi di tali elementi potrebbe far emergere un DNA diverso da quello dell'ex postino e indirizzare il lavoro degli investigatori? Per la scomparsa di Vito Mezzalira sono indagati la sua ex convivente Mariuccio Orlando, il fratellastro Moreno Redivo e il figlio della donna Andrea Piscianez. L'accusa è di concorso in omicidio aggravato, concorso in sottrazione di cadavere e truffa aggravata e continuata.
L'uomo era svanito nel nulla nel 2019, poi grazie alle insistenze e alla tenacia della sorella, Domenica Mezzalira, il 6 novembre scorso la scoperta di quel pozzetto murato nel giardino di casa della villetta di Poggio Terzo Armata, dove è stato trovato lo scheletro grazie all'impiego del georadar e del cane per la ricerca dei cadaveri. Sul fronte delle indagini, intanto, è attesa per l'autopsia sui resti di Vito Mezzalira, che verrà ufficializzata il 16 dicembre. E ieri sera, mentre eravamo in diretta a Focus, arrivavano messaggi su altri furti, ne sono arrivati segnalando furti a Possagno e anche a Tezze sul Brenta, e sentiamo cosa ci dice Vanessa Banzato. Ci troviamo in via Villa Tezze sul Brenta. La gente che abbiamo avvicinato al nostro microfono ci ha segnalato che almeno un'abitazione ogni sera viene presa di mira dai ladri. Una situazione che sta davvero portando all'esasperazione la gente, le persone sono terrorizzate, le persone sono spaventate, e oltre alla paura dei ladri si va ad aggiungere anche il fatto che sull'intera via dalla mezzanotte in poi tutti i lampioni sono spenti. Questa è una via molto, è un crocevia, perché vengono su da Santa Croce Bigolina, è un crocevia, e alla sera qui purtroppo è tutto buio, perché verso mezzanotte, l'una di sera, tolgono la corrente, è buio totale. Siete preoccupati? Sì, sono venuti anche a casa mia, abbiamo molta paura. Ladri scatenati, signora? A me fa paura perché avendo un disabile a casa ho ancora più paura. Preghiamo il Signore. Sono venuti anche a casa sua? Sì, certo. Sono entrati dalla parte posteriore della mia proprietà, praticamente hanno posizionato 2 scale, sono entrati di là e c'era un personaggio nel parcheggio a fianco alla farmacia di fronte a casa mia che praticamente era col telefono in mano che controllava se io arrivavo o ritornavo a casa. C'è rabbia, immagino, ma anche tanta paura. Rabbia tantissima, e sono incazzato nero. Alla fine passiamo noi in casa nostra che non siamo neanche più proprietari della nostra proprietà. Cioè io adesso ho dei fucili a casa, non li uso, non ho munizioni, perché io sono un tipo che sparerei subito, però adesso mi armo. Io sono un tipo che sparerei subito, adesso mi armo. Sentiamo cosa ha detto ieri sera a Focus il segretario della Lega in provincia di Vicenza, Denis Frison. Sentiamo. C'erano furti, c'erano cose del genere. Adesso siamo in un Far West dove queste sono bande organizzate, questi sono proprio delinquenti, non è un furtarello questo. Questi sono persone che vengono qua, che delinquono, che sanno perfettamente organizzarsi, ma sanno anche che se verranno beccate rischieranno poco, perché questo è uno dei problemi più seri. Sono fuori purtroppo dopo poco. Noi dobbiamo dare delle risposte, però non possiamo più fermarci, e dobbiamo farlo anche come centrodestra, nel senso che questa riflessione deve partire qui. Questo è un problema e noi dobbiamo affrontarlo. Allora, questo era Denis Frison della Lega di Vicenza, segretario provinciale. Oltre ai ladri abbiamo a che fare in Veneto con i vandali, abbiamo a che fare con le risse, diciamo il disagio giovanile. Vediamo anche in Friuli Venezia Giulia tensioni in stazione a Pordenone provocate da queste bande di ragazzi, adolescenti, che in questo caso si sono affrontate a colpi di petardi. Non è l'ultimo dell'anno, è un semplice mercoledì pomeriggio alla stazione delle Corriere di Pordenone. Ancora una volta, gruppi di giovani adolescenti, in gran parte di origine straniera, si sono fronteggiati utilizzando petardi. Un episodio che non apparirebbe più isolato, considerando che la nostra emittente sta documentando quotidianamente situazioni di violenza all'interno e nei pressi della stazione. Petardi, colpi, gente che urlava. Abbiamo visto proprio candelotti che volavano, bande rivali uno da una parte e altri da un'altra. E se li lanciavano fra di loro, insomma, poi c'era gente spaventata che si allontanava, comunque il fumo che si formava, perché i petardi naturalmente fanno tanto fumo. E la paura comunque è stata molta, perché anche la mia ragazza ha preso paura. Siamo dovuti correre in stazione al sicuro. Secondo quanto riferito inoltre da alcuni residenti, nel caso di ieri una parte dei petardi sarebbe stata lanciata anche all'altezza delle gambe dei passanti in attesa della corriera. Un quadro complesso, soprattutto se si tornano a considerare le parole del comandante della polizia locale Zorzetto, intervenuto ieri ai nostri microfoni. Nel momento in cui si parla di insicurezza,
significa che esiste una minaccia, esiste un rischio per il cittadino. Ora, la domanda è: abbiamo cittadini che da questi eventi che si sono verificati ne hanno patito un danno? No. Parole che stanno sollevando numerose polemiche tra i cittadini, che hanno spinto anche l'opposizione a intervenire. Surreali le parole del comandante della Polizia Municipale di Pordenone. Sostanzialmente lui dice: non è successo nulla, la città è sicura. Quindi se passeggiate per la stazione di Pordenone mentre accanto accoltellamenti, risse e di tutto, non preoccupatevi, la cosa non vi riguarda, non vi succederà nulla. Questa è la giustificazione del comandante. Speriamo che siano parole dettate solo dalla stanchezza. Grazie in particolare al comandante Zorzetto per la sua sincerità, perché ha svelato di non avere a disposizione un organico sufficiente per aprire il presidio fisso in via Mazzini. Peccato che il sindaco Basso prima l'abbia promesso durante la campagna elettorale e poi abbia fatto credere di averlo attivato con un'inaugurazione finta come quella del nuovo ospedale. Quello avvenuto in stazione non è stato l'unico episodio registrato in città. Nel tardo pomeriggio di ieri, infatti, altre bande di giovani si sono affrontate anche in piazzale Allero dei Mille. All'arrivo delle forze dell'ordine, in questo caso, la maggior parte dei ragazzi è fuggita e uno solo è stato identificato. Servizio di Federico De Rossa e la Guardia di Finanza di Udine ha portato a termine una vasta indagine su appalti irregolari per oltre 1,6 milioni di euro per la fornitura di scuolabus, denunciati 18 funzionari di 14 enti locali delle province di Udine e di Pordenone. Il responsabile delle vendite di una ditta veneziana fornitrice di scuolabus si presentava dai dipendenti comunali per promuovere i propri mezzi, proponendo un aiuto nella predisposizione del capitolato d'appalto. Con la connivenza dei funzionari veniva predisposto un bando di gara con specifiche tecniche altamente dettagliate tali da limitare al massimo o azzerare la concorrenza. Successivamente la Stefanelli partecipava alla gara e ovviamente se la aggiudicava. Per questo 18 funzionari pubblici di 14 comuni delle province di Udine e Pordenone e l'agente di vendita sono stati segnalati alle rispettive procure della Repubblica per il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Nel corso di indagini di polizia giudiziaria già in corso nei confronti di un comune della provincia di Udine è stato accertato come un dipendente di una società che operava nel settore degli autobus avvicinava i funzionari di questi comuni proponendo l'acquisto di scuolabus, quindi presentava un preventivo talmente stringente che poi veniva riportato nella successiva gara d'appalto che di fatto individuava questa concessionaria come unica fornitrice degli scuolabus. Questa indagine è partita quando? L'indagine è partita nel 2022, gli appalti sono relativi al periodo 2018 e 2020. I comuni coinvolti sono Premaria, Quarta Terme, Dignano, San Pietro al Natisone, Rive d'Arcano, Prato Carnico e Taipana. Per il pordenonese Andreis, Montereale, Arba, Travesio, Cavasso Nuovo, Aviano e Pinzano al Tagliamento. Gli appalti irregolari valgono oltre 1.600.000 euro. Sì. Diciamo che ogni singolo autobus tendenzialmente andava dai 90 ai 130-140.000 euro in base alla tipologia. Il Tribunale di Udine ha già definito in primo grado 4 procedimenti penali, di cui 2 conclusi con sentenze di condanna e 2 con richieste di patteggiamento. Indagini e procedimenti analoghi negli ultimi mesi si sono verificati anche nelle province di Gorizia e Belluno. Servizio di Giorgia Bortolossi, l'inchiesta Palude, siamo tornati a Venezia, l'ex assessore Boraso ha chiesto un patteggiamento di altri 10 mesi per il filone d'indagine che riguarda tra l'altro le trattative di cessione di Palazzo Poerio Papadopoli. La pena totale salirebbe a 4 anni e 8 mesi. Sentiamo Filippo Foes. L'ex assessore Renato Boraso ha concordato con la Procura di Venezia una pena di 10 mesi e un risarcimento di 37.000 euro per presunta corruzione nella vendita di Palazzo Poerio Papadopoli ed altre accuse di turbativa d'asta rimaste fuori dall'ordinanza di custodia cautelare. L'accordo raggiunto dall'avvocato di Boraso con i pubblici ministeri porterebbe ad una condanna totale di 4 anni e 8 mesi per l'ex assessore, sommandola ad un primo patteggiamento di 3 anni e 10 mesi e 400 euro di multa per 12 accuse di corruzione. Prima
Ora però l'accordo dovrà essere approvato dal GUP, che si esprimerà il 22 dicembre, esattamente 10 giorni dopo l'udienza preliminare dell'inchiesta Palude, in cui comparirà anche il sindaco Luigi Brugnaro per la trattativa di vendita dei terreni ai Pili e per la cessione di Palazzo Poerio Papadopoli al magnate di Singapore Chin Kiat Quong. Nell'udienza di oggi hanno chiesto il patteggiamento anche Carlotta Gislone, la sua società, la Mafra SRL, il dipendente comunale Gian Roberto Licori e gli imprenditori Nievo Benetazzo e Jacopo D'Alio. Comune di Venezia e città metropolitana si sono costituite parti civili. Continua la mobilitazione per tenere vivo il sostegno alla famiglia del cooperante veneziano Alberto Trentini. Sabato 13 dicembre è prevista una grande manifestazione. Si sta avvicinando Natale, il secondo, sempre in attesa di Alberto Trentini, il cooperante veneziano, arrestato in Venezuela senza alcuna accusa formale il 15 novembre 2024, da più di un anno. La richiesta e la speranza degli amici e della famiglia è che Alberto possa essere rilasciato quanto prima di Natale. Un anno e più in carcere senza colpe, liberatelo subito. Questo è il titolo della grande iniziativa pubblica che si terrà sabato 13 dicembre alle ore 11 a Mestre al Centro Culturale Candiani. Ci saranno i familiari di Alberto e gli amici, Ottavia Piccolo, Beppe Giulietti. Interverranno in videocollegamento Carlo Berdelli, editorialista del Corriere della Sera, e l'avvocato Alessandra Ballerini, legale delle famiglie Trentini e anche Regeni, Paciolla e Rocchelli. Coordinerà l'incontro l'ex parlamentare Nicola Pellicani. Questa nuova mobilitazione è organizzata dall'Associazione Articolo 21, sempre in prima linea, con la fondazione dedicata a Gianni Pellicani. Anche oggi, come tante altre volte, come Articolo 21 abbiamo portato la solidarietà, un abbraccio alla famiglia Trentini, al Lido di Venezia, ed è una famiglia sempre più addolorata. Altro che criticarli per i loro toni. Sono sin troppo gentili. Se Alberto non verrà liberato a breve, si avvicina sempre più purtroppo il rischio concreto che questo possa essere per la famiglia e gli amici il secondo Natale di angoscia senza la liberazione di Alberto. Hanno già aderito alla mobilitazione Amnesty International, CGIL, CISL e UIL, dunque i sindacati unitari, Emergency, Medici Senza Frontiere e ANPI. Altre adesioni stanno arrivando. Il cooperante francese è stato liberato, era in carcere dal 26 giugno. L'Italia farà lo stesso, farà sentire la sua voce. Anche la famiglia Trentini si augura che l'Italia voglia imitare la Francia e che Alberto possa tornare a casa finalmente. Il dopo elezioni regionali slitta il primo consiglio regionale per ragioni legate ai riconteggi, quindi anche al rinvio della proclamazione degli eletti. Questo per quanto riguarda la regione del Veneto, e la politica invece più locale registra un colpo di scena ad Arzignano, dove c'è un rimpasto di giunta destinato a far discutere Carlo Alberto Inghilleri. Terremoto nella giunta di Arzignano. Il sindaco Alessia Bevilacqua è stata eletta in consiglio regionale nella lista della Lega, ma prima di partire per Venezia riordina politicamente la sua squadra amministrativa ad Arzignano. Obiettivo dichiarato: garantire continuità amministrativa e risposte rapide, coordinate ed efficaci al comune in caso di emergenze, imprevisti, calamità naturali. Il sindaco non comunica le proprie dimissioni, mossa che aprirebbe all'arrivo di un commissario. Attende invece che sia il Consiglio Comunale a decretarne la decadenza, così la Giunta e il Consiglio Comunale possono rimanere in carica proseguendo il loro mandato. Si attiva così la procedura di decadenza che porta a un'amministrazione politica temporanea fino alle elezioni di primavera, una giunta condotta dal vice sindaco in carica, che non è più Riccardo Masiero, visto che viene sostituito con l'assessore Lucrezia Mecenero della lista civica Bevilacqua. E questo è il colpo di scena, sì, perché Riccardo Masiero, che è stato il più votato alle ultime elezioni con 769 preferenze, perde anche le deleghe alla sicurezza, alla polizia locale e al commercio, che passano a Enrico Marcigaglia,
che a sua volta prosegue pure come portavoce del sindaco e con i progetti strategici, oltre alla comunicazione ereditata da Giovanni Fracasso. Il nuovo vice sindaco, Lucrezia Mecenero, invece, oltre a sociale e politiche giovanili, dovrà gestire anche le deleghe ereditate dalla prima cittadina, tra cui bilancio, edilizia urbanistica e grandi opere. Un rimpasto di giunta destinato a far discutere, un vero botto politico fatto esplodere prima di Capodanno. Abbiamo aperto questa edizione con la partenza da Roma, da Piazza del Quirinale, della Fiamma Olimpica. C'è stata una grande cerimonia col presidente Mattarella, c'erano anche tra gli altri i governatori Luca Zaia e Attilio Fontana, e arrivano buone notizie da Cortina. Lo sliding center ha già richieste per i prossimi 4 anni e l'Apollonio Socrepes ha ottenuto ogni via libera necessaria, e qui si tratta di una seggiovia. Vediamo. Sliding center prenotato fino al 2030 e per la cabinovia di Apollonio Socrepes è arrivato il nulla osta tecnico di Ansfisa. Nel corso del sopralluogo congiunto sulle opere di Cortina d'Ampezzo, presenti il commissario di governo Fabio Saldini insieme al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Morelli, è stata annunciata la manifestazione di interesse da parte della Federazione Internazionale di Slittino per un calendario di eventi quadriennale che verrebbero ospitati nella struttura realizzata per i Giochi di Milano Cortina 2026. In merito invece ai lavori in corso sulla cabinovia Apollonio Socrepes è arrivato appunto il nulla osta tecnico da parte di Ansfisa. Il TAR ha confermato la correttezza delle procedure e da questa settimana si inizieranno a montare i piloni 10 e 1, nonché le strutture meccaniche della stazione di monte. A seguire si procederà con la stazione di valle. L'obiettivo è arrivare a completare l'impianto entro la fine di dicembre, per procedere quindi con il collaudo entro fine gennaio. Servizio di Fabio Fioravanzi. Vediamo la disabilità con il Comitato Paralimpico del Veneto, che firma con le università di Venezia, Verona e Padova la dichiarazione di intenti stabilita dal decreto progetto di vita per un approccio multidisciplinare al mondo paralimpico. Un provvedimento importante promosso dagli organi governativi che mette assieme tutti i provvedimenti che riguardano i diritti delle persone, quindi la salute, l'attività lavorativa e l'istruzione, e a questo aggiungiamo anche l'ultimo diritto acquisito nel 2023, cioè lo sport, all'interno dei percorsi di vita delle persone con disabilità. Si tratta del decreto legislativo 62 del 2024, ma convenzionalmente conosciuto come progetto di vita. Un decreto che stabilisce un approccio multidimensionale alla disabilità, focalizzato sui bisogni e il potenziale individuale della persona in un sistema che interagisce tra enti, istituzioni e varie competenze. È da questo che è nato il convegno, che ha avuto l'obiettivo di mettere in rete istituzioni e università. Con la firma degli 4 Atenei veneti chiudiamo e coloniamo un percorso che ci vedrà a proporre una politica integrata relativamente al progetto di vita. Il Comitato Paralimpico Veneto e i rappresentanti delle università di Venezia, Verona e Padova hanno siglato dunque una dichiarazione di intenti per la realizzazione di un percorso formativo interateneo dedicato al movimento paralimpico. Firmiamo per ragionare su un possibile percorso di alta formazione, e quello che vogliamo però fare in generale è cercare di favorire e di propagare i valori dello sport paralimpico anche all'interno dell'ambiente universitario. Come Ateneo del progetto noi affrontiamo il tema dell'accessibilità e dell'inclusione in tutte le sue forme. L'aspetto interessante di coordinarsi con altri Atenei. L'idea è stata quella di mettere insieme le competenze trasversali dei quattro Atenei con l'aiuto della Regione per creare proprio un lavoro transdisciplinare per intercettare non solamente lo sport paralimpico ma tutte le persone con disabilità. Ci specializzeremo, ci stiamo già specializzando nella valutazione e nella prescrizione nella disabilità. Trattare dunque la disabilità come una condizione e non come una mancanza di qualcosa. Una condizione che oggi in Europa coinvolge ben il 23% della popolazione sopra i 16 anni e che per quanto ci riguarda qui in Veneto si occupa quasi del 6% della popolazione, quindi ha un impatto importante all'interno del nostro territorio. Parliamo più di 374.000 persone con disabilità.
Torniamo subito dopo la pubblicità. Si è conclusa a Motta l'esercitazione che ha visto coinvolte oltre 20 rappresentanze di eserciti della NATO distribuite tra Veneto e Friuli, con al centro la base del CIMIC Group lungo il Livenza. Sentiamo Lucio Zanato. La NATO deve essere coesa, la coesione tra i vari eserciti passa sempre attraverso l'addestramento e passa sempre attraverso la condivisione delle esperienze. In questo senso si è svolta l'esercitazione AD25. Per 10 giorni tra Veneto e Friuli si sono messe a punto le operatività tipiche del CIMIC Group di Motta di Livenza, che ha il compito di dare ai centri di comando la visione più chiara possibile degli scenari di guerra, tenendo conto non solo degli eserciti ma anche della popolazione civile. L'esercitazione non riguarda solo il Veneto o solo Motta di Livenza? Sì, è vero, siamo schierati anche in area friulana, nel nord-est, quindi nella zona di Udine. Abbiamo toccato le città di Osoppo, abbiamo trovato vari insediamenti lì con la popolazione locale, abbiamo interagito. Noi vogliamo rendere i nostri operatori particolarmente capaci nel dialogo e nella negoziazione, per cui abbiamo una forte interazione con la comunità locale, dove gli amministratori locali, gli esponenti delle istituzioni locali si prestano effettivamente a fare da attori, ma nel loro ruolo, e creano le condizioni di difficoltà per i nostri operatori che devono imparare a mediare. Come nell'esercitazione che ha visto protagonisti i lagunari, che simulava un bombardamento ad una struttura lungo il fiume, dove gli uomini del CIMIC entrano in contatto con i responsabili civili del luogo per poi riportare la situazione a chi deciderà come agire. In tutto questo è importante la rete di comunicazione e di coordinamento da queste tende operative. Con i moderni conflitti in corso le decisioni vanno sempre più ricercate in maniera rapida. La cosa importante è che bisogna saper decidere bene e rapidamente. 20 gli eserciti coinvolti tra appartenenti alla NATO e da nazioni partner, con oltre 200 uomini operativi nei diversi scenari. Quando parliamo di operazioni militari, soprattutto a livello internazionale, il dialogo che si instaura tra la componente militare e la componente civile serve a generare sinergie. È la testimonianza del fatto che il Multinational CIMIC Group fa le cose per bene ed è riconosciuto universalmente come capacità primaria dell'Alleanza Atlantica. Adesso lanciamo un appello per un cane che si chiama Lucky e che vedete in questa fotografia. Ha 5 anni, è stato sottratto da una situazione molto complicata da una signora che lo ha attualmente nella propria abitazione, ma non potrà tenerlo troppo a lungo. Si chiama Lucky, è un cane da adottare prima che venga portato in canile, è molto buono, è molto tranquillo. Se volete adottarlo potete chiamare il 340 407 6349, ripeto 340 407 6349, e si trova nella zona di Maserada nel Trevigiano. Grazie a tutti, però mi mancano ancora gli ospiti di Focus questa sera. Ci saranno Anna Maria Cisint, Elisa De Rossi, Nicola Falconi, Paolo Pizzolato, Matteo Pressi, Enzo Siviero, Stefano Valdegamberi e Cristian Zara. È tutto, grazie molto a Francesco Cerone e Edoardo Parisi in regia e buona giornata.